Buongiorno, buongiorno, eccomi qua, versione spa, eccomi, nell'accappatoio. Intanto vediamo se siamo collegati anche con gli amici della radio. Intanto siamo ancora qui al Preidlof di Naturno. Buongiorno a tutti amici della radio, abbiamo un quarto d'ora di ritardo sulla tabella di marcia, ma ci stiamo un po' riprendendo da queste festività, da questi giorni diciamo di festa, che poi c'è stata la festa dei lavoratori in più lunedì scorso, che attaccata chiaramente alla domenica un po' ci ha come dire, sì, spiazzato, nel senso che non sono usciti i giornali ieri, ecco, cose di questo tipo, ma prontissimi comunque a ripartire, e oggi ci sentiamo, devo dire, alla buon'ora. Poi magari domani mattina in studio saremo presenti alle 8:20. Io chiaramente sto disturbando quasi tutto l'albergo molto relax, Preidlof, che si trova praticamente, lo avevamo scritto ieri per gli amici di Periscope, oggi abbiamo preferito mettere Alto Adige. In realtà siamo nella Val Venosta, qui grande produzione di mele, ma anche chiaramente di uve, che danno ottimi vini anche da queste parti, ma soprattutto, è vero, le mele. Quindi buongiorno a tutti voi in questo che è, fammi pensare un attimo, il mercoledì 3 maggio. Ecco, quindi pronti a rientrare nei nostri lidi per questa, diciamo, capatina del 1° maggio, che poi rievocava, diciamo, sinceramente, un evento radiofonico che fa parte dei 40 anni della radio, sia nostri che comunque della radio in generale, perché proprio il 1° maggio di parecchi anni fa si teneva una festa in quel del Piteco di Godo di Russi, provincia di Ravenna, dove, essendo il 1° maggio festivo, di pomeriggio si ritrovavano, devo dire, parecchi dei nostri ascoltatori, parecchi dei nostri fan, fra cui anche quella che poi è diventata appunto mia moglie. Diciamo che il primo incontro platonico, la prima presentazione, come si faceva quando eravamo ragazzi e giovani, la prima presentazione ufficiale è questa appunto del 1° maggio, che abbiamo chiaramente, forse per la prima volta, voluto un po' anche no? rievocare in un certo senso, perché poi ci è capitata, devo dire, questa occasione, devo dire adattissima, del Dolce Vita Preidlof. Dolce Vita sarebbe, poi ne parleremo col signor Klaus alle ore 9, che è il patron appunto di questo albergo, poi è un complesso fatto non solo di camere, sala ristorante, sala delle colazioni, ma diciamo si va un po' al di là, ecco, quindi ci sono opportunità di vario genere che permettono appunto al cliente di trattenersi qui o comunque in giro appunto per l'Alto Adige, e chiaramente di fare tappa, dormire, alloggiare, passare magari anche una settimana appunto in questo albergo decisamente particolare. La cosa che io e mia moglie abbiamo notato è sicuramente la moltitudine di trattamenti della spa, quindi della Spa Tower, quindi un edificio a più piani dove si possono trovare a differenti temperature, saune, bagno turco, eccetera, eccetera, docce di vario genere. Quindi, come dire, in questa Spa Tower sono vari percorsi, magari ce ne parlerà meglio più tardi Klaus. Io, grandi linee, come dire, un po' come se parlassi fra amici. Bene, allora buongiorno, buona settimana a tutti voi. Dovrebbero arrivare anche i giornali, perché qui l'edicolante di Naturno, questa è la località dove io mi trovo, qui appunto in Val Venosta, quindi da Merano si supera Lagundo, che sarebbe poi il posto dove ha sede anche la Forst, località tra l'altro Forst, quindi località foresta, dove saremo tra l'altro più tardi. Ci attendono per un pranzo nel loro nuovo ristorante, un ristorante storico che è stato riaperto dopo anni di lavori, di restauro. Ho avuto già modo di vedere, tra l'altro, prima di arrivare qua, perché è proprio sulla strada, quindi non è che come dire, non ci passi per forza tutte le volte che chiaramente ti addentri appunto nella Val Venosta, perché dall'autostrada, uscita autostradale di Bolzano Sud, si imbocca questa
questa superstrada gratuita che porta poi anche sia in Austria che in Svizzera e attraversa appunto la Val Venosta. Diciamo il passaggio è quello, ecco, difficilmente ci sono altre appunto possibilità, quindi questa superstrada diciamo in territorio meranese è a pieno diritto insomma una superstrada, dopodiché appunto a Lagundo la strada si stringe e praticamente in località Foresta Forst appunto c'è questo grandissimo edificio di produzione appunto della birra, dove poi c'è tutto il quartier generale appunto della Forst, dove tra l'altro esiste già da tempo un ristorante diciamo in pieno stile no? Birra dove appunto si può chiaramente andare a pranzo e a cena, ecco, io dico anche cena anche se non ci sono mai passato, devo dire, sul tardi, ma sicuramente l'ora di pranzo è molto frequentato, poi devo dire in Alto Adige ci sono una serie di locali, ristoranti molto capienti e che vengono molto frequentati, devo dire, fanno grandi numeri. Questo non toglie però la Forst, che produce in fondo una birra chiara, che può essere bevuta sia in bottiglia che alla spina, di lanciarsi in un'avventura appunto come questa, che è quella del ristorante gastronomico, ingaggiando uno chef che aveva una stella Michelin prima al Castel di Frasburg e poi come dire, al giro di un anno e mezzo aprire appunto questo locale. È stato aperto il 1° maggio, quindi che è praticamente un giorno in questo caso lunedì, che è il giorno lavorativo per quelli della Forst, mentre il giorno in cui tutti riposano alla Forst è il martedì. Quindi il giorno dopo praticamente era già chiuso, hanno aperto poi chiuso, e questo ristorante gastronomico, la parte gastronomica, ha come periodo di apertura giovedì, venerdì, sabato e domenica. Quindi oggi noi saremo lì, non nella parte diciamo gourmet, nella Stube Gourmet, se non in questa invece parte ulteriore diciamo bistrot brasserie, quindi un'ulteriore opportunità per quelli che già si recano da tanto tempo appunto in questa fabbrica della birra Forst. Qui mi stanno dicendo delle cose, ma me lo scrivono in un carattere secondo me russo, quindi mi stanno molto ovviamente. Abbiamo anche dei russi qui tra l'altro, qui in albergo, e c'è chi parla russo tra l'altro, e quindi ci sono anche proprio delle cose nel menù che chiaramente le possono scegliere solamente i russi, ecco, quindi c'è un menù ad esempio di uova strapazzate che come dire puoi averle anche con l'aggiunta di tartufo, è chiaro che diventa un extra. Russo turisto, c'è un turista russo che mi sta seguendo da dove? Se chiaramente comprende la lingua, ecco, quindi volevo capire un attimo, perché posso capire che su Periscope quando si scrive può sfuggire qualche lettera, è la cosa più normale che può capitare, perché si scrive appunto in questi piccoli tasti, molte volte neanche tasti proprio come dire touch, ecco, quindi del computer o smartphone. Il computer è una parola grossa, ecco. Comunque no, fa piacere comunque ci siano appunto spettatori che hanno capito dove mi trovo, perché abbiamo attivato la localizzazione. È chiaro che Periscope segnala questa trasmissione in onda qui dall'Alto Adige. In realtà io ancora non sono ben radicato qui in Alto Adige, ne sto facendo un pensierino, nel senso che qui hanno già ad esempio il DAB, questo sistema di trasmissione che permette di essere ascoltati appunto da autoradio DAB. Putin, deve essere il russo che ricorda il loro presidente, Vodka. Ecco, sì. Infatti no, stavo dicendo a tutti praticamente del fatto che i russi hanno dei gusti particolari, ecco, quindi quando vanno al ristorante chiedono le cose particolari. Ad esempio a quest'ora del mattino nella sala delle conversazioni, adesso io non ce n'ho una qui a disposizione, però c'è una lista di champagne, di vini al bicchiere, si possono ordinare a colazione, chiaramente sono extra. Immagino che i russi, i colleghi appunto del signore che ci sta guardando, come dire, amino insomma particolarmente gli extra, ecco, tutto quello che permette di spendere di più. Balalaika, ho capito, sì, ho capito, adesso vabbè, questi sono i termini, io mi sto addentrando più sulla tipologia appunto del russo, poi se ci sono delle conferme chiaramente fa piacere, quindi anche il russo, devo dire che fra una Magnum e una bottiglia
da 0,75 di champagne, sceglie la Magnum, anche se da solo. Io questo l'ho verificato perché avevo a St. Moritz un russo di fianco con delle belle signore che chiaramente l'avevano abbandonato, erano andate evidentemente con la sua carta di credito a fare shopping. Lui invece gradiva molto rimanere appunto mentre molti stavano sciando, tra l'altro, e quindi a bordo ski lift, e quindi insomma anche chiesto sopra cosa meglio la Magnum. Bene, allora di cosa vogliamo parlare? Beh, intanto che arrivano i giornali, perché l'edicolante qui di Naturno apre l'edicola alle 8, immagino che prima delle 9 non abbiamo nuovi giornali, ma qualcosa è arrivato. Ad esempio ieri avevamo i giornali di lunedì del 1° maggio che sono usciti, e ieri era giornata di assenza dei giornali in edicola, però l'edicolante evidentemente ha anche festeggiato, oltre ad aprire alle 8, naturalmente ha festeggiato che il giorno dei lavoratori. Evidentemente i giornali sono arrivati ugualmente, lui li ha appunto consegnati. Quindi, così per preparare un po' il terreno, anche perché comunque quell'ora e mezza di trasmissione tutti i giorni la dobbiamo fare, ecco, quindi altrimenti io chiaramente non posso essere retribuito che ci sto a fare qua, quindi devo garantire questo servizio. Quindi molto probabilmente ieri c'è passata un po' di mente questa prima pagina della Repubblica, anche perché i giornali poi appunto arrivano sicuramente dopo le 9, fra una cosa e l'altra, perché come dire, questo deve aprire l'edicola, poi molto probabilmente deve lasciare qualcuno in edicola e andare a consegnare i giornali arrivano, ci devono appiccicare quella cosa lì che indica che i giornali vanno riportati dove li hai presi, e quindi il ritorno di Renzi. Ora un PD unito, alle primarie in 2 milioni al voto, l'ex premier sopra il 70%, a sorpresa buona affluenza, perché si è parlato di 2 milioni, Orlando dice non smobilito, Emiliano dice Grillo brinda. Ecco qua, questa è la prima pagina, che poi è seguita dalla pagina interna, e quindi Renzi fa il bis, rieletto col 72%, 2 milioni ai gazebo, con noi c'è il popolo, non algoritmi. Chiaramente Renzi se la sta chiaramente tirando alla grande. No, a me fa molto piacere, devo dire, perché diciamo che mia mamma, appena saputo di questa cosa, come si è sentita molto meglio, si è un po' ripresa, ha detto, ero andata un po' giù col fatto di questo successo di Renzi, questa bella caricata di Renzi, come dire, poi io di riflesso ho sicuramente dei vantaggi, quindi se avrò la possibilità di presentare l'ex ministro Renzi a nonna Ernesta, chiaramente sarà molto bello. Ci è sfuggita un'occasione, Forlivese tra l'altro abita mia mamma, io mi trovavo da un'altra parte e avrebbe fatto visita all'Istituto dei Salesiani, dove il pubblico non avrebbe potuto partecipare. Però molto probabilmente i giornalisti potevano essere accreditati e purtroppo non siamo riusciti. Di cosa si parlava su Repubblica di lunedì a questo punto, in attesa del ritorno dei giornali in edicola e del nostro edicolante di Naturno? Effetto Ampera, che scossa, scenari elettrici, l'anteprima del modello con cui la casa tedesca vuole rilanciare la sfida delle emissioni zero, design rivoluzionario e 400 km di autonomia. Si apre una nuova era. Io devo dire sinceramente, sto cercando una nuova autovettura, ecco, vorrei cambiare auto e cambiare veramente, nel vero senso della parola, con, non dico un'ibrida, comunque qualcosa che consuma meno e soprattutto non inquina, ecco, senza ricorrere necessariamente a un'auto a metano, che poi se ci fosse chiaramente potrebbe andare bene, ma vedo che si punta molto su questo elettrico, su questo ibrido. Quindi abbiamo nella top 10 dei consumi abbiamo una Citroen C0 che praticamente consuma 0,039 per fare un chilometro, e quindi ha un'autonomia di 150 km. Poi al numero 2 invece abbiamo un'auto che ha un'autonomia di 250 km, quindi non dico il doppio ma quasi rispetto alla numero 1, che è la Hyundai Ioniq, che consuma poco più,
siamo sui 0,040 km, quindi un 0,01 se vogliamo essere precisi rispetto alla Citroën di prima. Al terzo posto abbiamo invece l'auto che percorre più chilometri, sono 380 km, devo dire con un pieno, mi sembra di capire, qui siamo a un consumo di 0,043, quindi è la Renault Zoe. Poi abbiamo la Peugeot Ion al quarto posto che ha sempre un consumo per litro di 0,043, che invece ha un terzo praticamente all'auto di prima, ha quindi un'autonomia di 150 km. Poi al numero 5 abbiamo la Smart Fortwo Electric con un consumo di 0,044 a litro, qui abbiamo invece 160 km di autonomia, idem per la Volkswagen e-Up che però consuma leggermente di più, 0,047. Abbiamo una Volkswagen e-Golf che ha un consumo di 0,048 al settimo posto e con questa si fanno comunque 300 km, quindi è praticamente il migliore, anche perché questo è importante, insomma, non essere sempre lì a dover ricaricare, mi sembra, le batterie, che è una cosa chiaramente non velocissima. Posso capire che con un'autonomia di 400 km poi tu, non so, arrivi a destinazione, trovi chiaramente dove ricaricare e lasci l'auto durante la notte. Posso capire se hai chiaramente 300 km di autonomia, altrimenti la cosa si fa molto, molto dura. E poi abbiamo invece con un'autonomia di 250 km la Nissan Leaf al numero 8 con un consumo di 0,048. Abbiamo la Kia Soul EV al numero 9 con un consumo di 0,051 e ha un'autonomia di 200 km. Idem come autonomia, sempre 200 km, la Mercedes classe B che ha un consumo invece di 0,056, quindi siamo passati da un 0,039 km di consumo della numero 1 Citroën C0 a un consumo leggermente superiore alla Mercedes classe B, ma secondo me siamo sempre a livelli molto convenienti. Poi chiaramente anche l'estetica, ecco, io non le stavo vedendo queste auto, chiaramente è importante una volta che compri chiaramente un'auto. Poi andiamo a vedere invece quest'altra notizia che abbiamo trovato qui nella cronaca locale. Anche oggi abbiamo una sorta, pur essendo scritto l'opinionista, perché sto commentando chiaramente le notizie, abbiamo comunque dei giornali degli scorsi giorni. Ad esempio questo è di domenica scorsa: a Castelflavon si tocca l'assoluto, lo chef Baroni rilancia la cucina gourmet a Bolzano come il brodo sospeso tra Oriente e Occidente. Quindi il chef sorridente che stiamo vedendo qua molto probabilmente, insomma, lavora in questo locale che io non conosco, che però l'Alto Adige ha segnalato, gli ha dedicato appunto una pagina. Ecco qua. Bene, bene. Poi chissà, se ci saranno delle sorprese, poi io magari se succederà qualcosa, non so, gli danno una stella Michelin o un buon punteggio sulla Gomio, dirò: quella volta che eravamo a Naturno al Preilhof, dove è arrivata la quinta stella di categoria dell'albergo, quindi di questo parleremo col signor Klaus, quindi di questa quinta stella, e quindi l'albergo, soprattutto nella parte dove mi trovo io, completamente rinnovata. Poi, sempre qui, dalle parti di Naturno, dove mi trovo esattamente in questo momento, a Merano, un dolce da 230 kg è un primato mondiale. Quindi il Kaiser Schammaren, da record, impastato e cotto dagli studenti del Kaiserhof. Per farlo una padella da 5 metri, 1980 uova, 70 litri di latte, 46 kg di farina. Questo è avvenuto in quel di Merano, ne hanno dato appunto notizia sempre domenica scorsa, e si tratta di questo dolce che tra l'altro ho proprio provato qui un anno fa, all'ora di pranzo, perché non so se ve l'ho già spiegato, ma ci possiamo tornare sopra tranquillamente, mentre la formula in Alto Adige è per lo più quella della pensione non mezza ma neanche intera, ma tre quarti. È un trattamento che la sera ti permette chiaramente di cenare, mentre a pranzo dalle 14 inizia praticamente questo grande buffet, c'è di tutto di più, detto sinceramente, e quindi dai dolci al salato,
e viene anche preparato un piatto 2 al momento, una pasta al momento, preparato da un cuoco a mo' di shokuki. Questa diciamo è una formula che va per la maggiore. L'anno scorso la specialità non erano, che so, spaghetti al pesto genovese come ieri, o l'altro giorno c'erano delle orecchiette alla panna, era praticamente un piatto tipico loro, che tutti appunto apprezzano, che in realtà è un dolce, ecco, che è questo che hanno fatto appunto in questa versione diciamo da Guinness, che devo dire non è male, detto sinceramente. Poi dalla cronaca locale passiamo invece a questi giornali del lunedì, che come ogni lunedì, anche se era festivo ieri 1° maggio, si sono occupati praticamente anche, come succede spesso non solo sulla Repubblica ma anche sul Corriere della Sera, sono occupati nell'economia di questi due colossi che io spesso cito, che sono praticamente Arnault di LVMH e Pinault. Qui c'è scritto di Kering, quindi evidentemente il suo gruppo si chiama Kering, quindi sono i due colossi della moda che comunque hanno messo le mani anche nell'hotelleria, nella ristorazione, in tanti settori, con risultati sopra le aspettative del primo trimestre. I super gruppi francesi mettono di buon umore il settore, intanto l'uomo dei record, il secondo più ricco d'Oltralpe, chiude un'operazione da 12 miliardi, non starà a guardare il rivale che fa ricavi record più 31%, prossime mosse crescere ovviamente magari in Italia. Quindi in realtà loro come dire, sono molto simili, quindi hanno grossi gruppi della moda ma anche dell'hotelleria, in realtà poi ognuno fa meglio quello che sa fare e poi chiaramente noi ci troviamo chiaramente anche una sorta di rivalità, magari non è vero nulla. E quindi la frase di Arnault di Louis Vuitton, se state facendo il tifo per Louis Vuitton piuttosto che Pinault, che ha sicuramente qualche altro marchio che poi vi dirò: tra un secolo berremo ancora Dom Pérignon o Chateau Cheval Blanc, non so se useremo ancora lo smartphone. Questo è quello che avrebbe detto Arnault, che è il patron di Cheval Blanc, non è solo un produttore di vino della Bourgogne, scusate, della zona di Bordeaux, e siamo a Saint-Émilion. E invece Pinault del gruppo Kering dice il lusso moderno deve essere più audace, non bastano l'eredità del brand, bravi artigiani e un po' di marketing. Quindi, come dire, una griffe va acquistata e chiaramente va appunto rimaneggiata, che è quello che stanno facendo loro, ma anche tantissimi altri. Pensate solamente a chi ha acquistato la Ballantine, che fa ottimi pullover in cashmere, quindi diciamo gli italiani che hanno fatto questa operazione hanno mantenuto il marchio Ballantine e hanno raggiunto dei livelli ancora più alti di quelli che loro già avevano chiaramente raggiunto. E poi Smart Home, il maggiordomo è italiano. Queste sono sempre pagina, questi supplementi del lunedì, che è l'altro ieri. La startup siciliana Morpheus sfida Amazon con il robot domestico Momo The Genius. Buongiorno Morgan. Ma questi stanno passando. Io mi sono collocato fra la sala delle colazioni, dove c'è il bar, dove la sera si ritrovano, c'era un gruppo musicale ieri sera che si esibiva, e invece la Stube, quindi sulla destra. Qui abbiamo quelli che hanno cenato ieri al ristorante, che è stato anche stellato, in questo momento è in attesa di stella, fanno una cucina particolare, che tra l'altro mantengono il loro posto al ristorante anche per la colazione. Ecco, una cosa che chiaramente puoi fare o non fare. Chiaro che se l'albergo è completo e c'è solo quel posto libero che è stato assegnato, è chiaro che non è che puoi andare da qualche altra parte, quindi diciamo rimane questa situazione molto appartata, dove vedo appunto che ci sono dei clienti. Ieri sera il ristorante gourmet era completo e io stavo invece su mia richiesta stavo nell'altro ristorante, dove comunque il cuoco è riuscito a farmi arrivare un piatto assolutamente delizioso e piacevole. Quindi dicevamo della startup siciliana Morpheus sfida Amazon con il robot domestico, Momo The Genius, Domocchi di Bergamo dà voce agli interruttori, e poi Ariston, Wimar, la casa intelligente è qui. Tra le notizie, tra l'altro in fondo pagina, finita l'acqua in tavola, punto di domanda, tranquilli, si estrae dall'aria.
quindi alternativo, il prototipo del dispositivo inventato negli Stati Uniti che estrae acqua potabile dall'aria fino a 3 litri in 12 ore. Quindi prima parlavamo di alimentare con la luce elettrica l'auto, però chiaramente bisogna attendere, ma anche con l'acqua più o meno i tempi sono, mi sembra di capire, questi. Poi abbiamo sempre in questo supplemento dell'economia del Corriere della Sera, abbiamo il telefono di casa con Minnie Mouse, si collega alla rubrica del cellulare, quindi sarebbe un cordless digitale, molto telefono, molto mi sembra VoIP, che viene appunto presentato qua, costa 89 euro, non va con i vecchi router, sincronizza i contatti. Questo sicuramente è un prodotto molto interessante che ho trovato qui fra le varie proposte. Si trova sempre qualcosa di interessante, è praticamente come dire, un altro giornale, no? Si trova all'interno del Corriere della Sera e raddoppia, diciamo, il giornale. Tu poi estrai questa parte dell'economia. Diciamo che il Corriere della Sera di lunedì scorso non era particolarmente pesante, che lo appesantiva era appunto questa parte che forse ha più pagine nello stesso appunto Corriere della Sera, dove chiaramente ci sono delle cose di cui non te ne frega nulla, però io ad esempio trovo sempre qualcosa di interessante, perché poi c'è questo angolo dell'high tech dove vedi appunto dei prodotti che chiaramente vengono pubblicizzati, ma come dire è bene sapere che esistono. Abbiamo trovato sempre sul Corriere della Sera, abbiamo trovato questo signore qua, che è uno dei fratelli Lunelli, quindi patron della Maison Ferrari, che produce ottimi spumanti poco lontano da qui a Trento, quindi in Trentino. Ora, Matteo Lunelli, le scelte alle cantine Ferrari, dice tutto il settore si sta evolvendo grazie all'arrivo di professionisti con esperienza nelle ditte private e nelle compagnie e piccole. Dice l'amministratore delegato del gruppo che non dimentica il suo passato di banchiere in Goldman Sachs, quindi nonostante faccia parte di questa azienda che produce ottimi spumanti e quindi siano tutti, che so, sommelier, enologi, chiaramente a famiglia Lunelli, lui molto probabilmente ha fatto anche queste esperienze in banca prima di chiaramente rientrare. In Italia non ci sarà mai un Armani del vino, dice, non funzionerebbe, la vera sfida è rafforzare le aziende. Ecco qua. I soldi si trovano se ci sono buone idee. Guardate a Farnese con 21 investimenti, oppure a Terra Moretti con Selle e Mosca. Quindi diciamo il gruppo Lunelli Ferrari guarda anche insomma dei colleghi insomma dire, molto vicini secondo me di livello a loro, però come dire vengono osservati come se fossero appunto dei giganti. Scusate. Ecco qua, stiamo andando avanti con queste paginate alle 9:02, quindi si avvicina l'appuntamento con Klaus, il patrono qui del Preidloff, che andremo chiaramente a cercare, faremo una piccola pausa. Questa era giusto un'introduzione per farvi vedere intanto. Buongiorno, stavamo parlando di Klaus puntuale, chiaramente, siamo solo noi ritardatari. Buongiorno, eccolo qua, quindi non ci sarà bisogno neanche di fare l'interruzione, se si vuole accomodare. Eccolo qua, bene. Buongiorno signor Klaus, in diretta su Radio Milano TV alle 9 e poco più, in attesa che arrivino i giornali, che l'edicolante Dina Turno appunto abbia aperto la sua edicola. Buongiorno. Stavamo parlando di grandi gruppi, stavamo parlando di Louis Vuitton, sono questi grandi colossi dell'economia che si lanciano anche nell'hotellerie, tra l'altro, che è il suo settore. Klaus è il patron di questo gioiello che si chiama Preidloff, che noi un anno fa abbiamo molto, molto apprezzato. Ecco. Più o meno in questo periodo, che è poi il periodo diciamo dell'apertura, diciamo, della stagione meranese, no? Pasqua, novembre, Pasqua, Merano Wine Festival. Questa è la classica, stagione. Dopo è chiaro che qui al Preidloff, come dire, molte volte riuscite anche a essere aperti tutto l'anno. Sì, noi più o meno siamo aperti quasi sempre, no? Ecco. Per quello noi
siamo un po' fuori dalle aperture standard, no? Ecco, esatto, si cerca chiaramente di stare aperti tutto l'anno, quindi dicembre, gennaio, Capodanno, con balli sfrenati, trenini a volontà, però in questi ultimi anni bisogna dire che qui è successo il finimondo, insomma è stato tutto rivoluzionato, è arrivata anche la quinta stella al Sì. Preidlof, tra l'altro, proprio Sì, sì. ora, da pochi giorni. Sì, sì, con l'apertura la commissione ci ha dato quell'apprezzamento, diciamo così, no? Ecco. Sì, con tutti i cambi che sono stati fatti con la nuova apertura, in tutte le strutture, molte cose nuove, rifatte, con quello Quindi Preidlof nasce qui a Naturno, a casa di famiglia, qui questa... Sì, sì, il Pilot è da famiglia dal 1965. Quindi un po' alla volta, poi come dice, siete reduci dalla categoria di 4 stelle superior, Sì, sì, ecco, sì, sì. quindi vari passaggi fino ad arrivare, penso che più di così non si possa. Sì, 5 stelle. sì. Ecco, 5 stelle categoria alberghiera, Preidlof è principalmente appunto un albergo dove appunto il signor Klaus, devo dire, ci sorprende sempre con questi particolari trattamenti, quindi abbiamo la Spa Tower ad esempio. Sì, sì, quella adesso ce l'ha 3 anni, sì. Ecco, quindi Spa Spa Tower Tower, è come dire una cosa abbastanza unica. sì, come posizionamento, come architettura è un po' speciale, no? Sì, Perché naturalmente in queste posizioni si potrebbe anche fare delle camere, no? certo. E molti Infatti ci io hanno pensavo chiesto, fosse un nuovo albergo, insomma, fossero le nuove camere, giusto per fare più numero. In realtà, il signor Klaus mi è sembrato di capire, cerca di no, far piacere appunto ai propri clienti, insomma, di metterli a proprio agio per rimanere magari qui, no? Magari giusto, con l'obiettivo chiaramente che rimangono più tempo e chiaramente invece di avere solo una possibilità di sauna, no? Invece averne più. sì, sì, per noi quei saune e spa, benessere è molto importante, per quello abbiamo anche dato un posto importante in questa nostra struttura, no? Il Preilov in questo caso devo dire essere molto originale. È chiaro che ci sono anche qui i colossi, chiaramente ci sono posti che sono stati premiati. Non so se voi come Preilov avete avuto dei riconoscimenti in fatto di spa. Sì, Esistono sì, dei premi? abbiamo adesso 2 volte avuto il European Health and Spa Award, Mm, quello è un premio europeo sì, di tutta l'Europa, sì. dove siamo stati premiati come miglior spa hotel d'Italia, no? Già adesso Ecco. 2 volte. Quindi è un premio più che giusto, anche perché se noi dovessimo confrontare il Preilov con le Fei che è sul lago di Garda, qui possiamo dire che si tratta di un albergo che offre anche questa possibilità, perché poi si possono fare i giri in bicicletta, anche in moto, ci Sì, sono tante escursioni, tante possibilità, a parte questa chiaramente che io noto in particolar modo, che è quella appunto della spa, però rimane un albergo, quindi non è che poi si entra in una clinica. Ecco, giusto, quindi con medici, giusto. esperti, eccetera, eccetera, come può capitare da qualche altra parte nel mondo, perché esistono anche le terme, no? Le classiche terme, ad esempio in Emilia Romagna c'è, non so, Castrocaro Terme, ecco, tanto per intenderci, che è stato acquistato da un gruppo, tra l'altro, di medici. Ecco, quindi no, qui diciamo che tutto è in funzione del benessere, del piacere dell'alloggiato, quindi abbiamo anche, ad esempio, sullo sfondo si vede l'ingresso di questo ulteriore gioiello che è la vostra Stube, Sì, la Stube moderna sì, che ha ottenuto anche la stella Michelin. giusto. Bene, bene, bene. E in questi ultimi 3 anni, tra l'altro, sono passati 3 chef. Ecco, quindi possiamo dire. Adesso ne Sì, abbiamo uno che è quello in carica, sì, giusto. che ha iniziato da pochi giorni, che tra l'altro abbiamo particolarmente apprezzato in questa nostra permanenza, ed è un cuoco di origine cecoslovacca. Sì, però ha già imparato qualche anno qua da noi, diciamo così, no? Quindi lui ha visto le varie gestioni, Sì, quindi sono giusto. cambiati 3 chef negli ultimi 3 anni, che è una cosa che non è capitata solo qui, ma poi sono questi bravi, come vedete, questi bravi gestori che individuano no, i personaggi giusti che devono deliziare i clienti, perché poi io, devo dire, su mia richiesta quest'anno sono venuto a
a vedere come funziona veramente il Preloff, perché magari un esterno si reca al ristorante gastronomico e non sa, no? Com'è tutto il resto. Quindi devo dire, ho provato quello che provano mediamente questi clienti che, se volessimo fare una media, quanto tempo alloggiano mediamente i clienti? Una settimana, 2 giorni, 3 giorni? 4-5 giorni la media. Ecco, quindi chi viene 4-5 giorni è chiaro che gradisce un'esperienza, mi sembra, gastronomica di una sera al ristorante gourmet, che comunque ha un menù diciamo settimanale, che comunque non cambia tutti i giorni, mentre invece nel ristorante più ampio per gli alloggiati c'è la possibilità di cambiare il menù tutti i giorni, sempre con questo chef che si chiama? Lastimil, Stava. Ecco, Stava, ecco, di così è più facile da ricordare. Stava, che invece sta ancora, è quello che rimane, gli altri magari se ne sono andati. Stava, si sente che, ecco, esatto, è un bravo cuoco. Quindi lei comunque, che ha ottenuto la stella Michelin scegliendo un cuoco, mi sembra di Salisburgo, tedesco, Sì. che ha ottenuto questa stella, è piaciuto alla Michelin, poi magari lei non si stava neanche rendendo conto che avrebbe potuto ottenere questo riconoscimento, immagino sia stata anche un po' una sorpresa. Sì. Ecco, diciamo che quando si ha un albergo con questa capienza, stiamo parlando di quante persone? 140 persone. Ecco, 140 persone, chiaramente devi accontentarli tutti, non ti perdi certamente con una stiube di pochi coperti. Ecco, quindi, però devo dire che in Alto Adige questa cosa comunque va per la maggiore, come ad esempio la pensione tre quarti, quindi Sì. molti alberghi in Alto Adige piuttosto che in Trentino propongono questa formula di mangiare la sera e di mangiare anche qualcosa a pranzo nel pomeriggio in versione buffet, quindi diciamo pensione tre quarti, quindi diciamo anche questa tipologia di avere una sala oltre a quella per gli alloggiati, che comunque già vengono serviti molto bene, perché io ad esempio ho ricevuto, col mio arrivo qua, ho ricevuto varie email dove appunto mi anticipavano che poi avrei trovato, diciamo nel trattamento tre quarti, avrei trovato 7 portate al ristorante degli alloggiati. Sì, sì. Ecco, Ogni sera. ogni sera c'è questa, quindi è un percorso gastronomico senza andare necessariamente nella stiube. Sì, quello è il standard. 7 Ecco. portate è il standard anche per tutti quanti. Ecco, questo è lo standard del Preloff. Standard del paello, sì. Quindi c'è questa avventura gourmet che effettivamente mi aveva incuriosito, che ho voluto provare, che effettivamente non è male, anche perché poi viene lasciata libertà appunto anche ai clienti poi di scegliere qualcosa dal buffet, sia in entrata che alla fine coi dolci. Noi siamo reduci dalla serata ieri sera, che magari si fa una volta alla settimana, che è quella dei dolci a buffet, dove Sì. si trova piuttosto che un dessert solo, ecco, quindi ci sono delle simpatiche sorprese. Quindi complimenti quindi per questa formula abbastanza unica appunto del Preloff, che poi è anche un po' il successo di questa stagione. Devo dire che non si ferma mai tutto l'anno, anche se negli ultimi anni avete dovuto fare dei lavori. È chiaro che il passaggio alla quinta stella non è come quella per i cuochi, che chiaramente osano, ed è tutto lì. Quando si arriva a un livello di quinta stella devi rinnovare completamente l'albergo. Quindi è una chiusura che è avvenuta subito dopo il Merano Wine Festival. Sì, sì, abbiamo chiuso il metà novembre Sì, e poi abbiamo tolto tutto, sì. il vecchio. Quindi nella casa madre, ecco, dove è iniziato un po' tutto. Sì, è stato rifatto tutto quanto, adesso il fine marzo abbiamo riaperto. Ecco, quindi. Bene, cosa è successo? Ecco, perché poi questo è il punto. Ecco, questa quinta stella che è arrivata all'albergo, io ho trovato delle camere che precedentemente non avevo visto, perché sinceramente stavo nell'altra parte nuova, no? Quella che è nata successivamente e che era già di buon livello, però poi chiaramente il tempo passa e cambiano, no? Devo dire cambiano. Cambia il gusto, cambia. Ecco, quindi devo dire che è tutto veloce, non solo cambiano gli chef ogni anno, perché chiaramente chi sta qua una settimana chiaramente poi magari consuma di più lo chef e chiaramente viene cambiato velocemente, ma anche i gusti, devo dire, insomma l'arredo molto probabilmente della precedente parte nuova, come dire, molto diversa da questa che è veramente
fresca. Ecco, quindi ecco, cosa succede? Che cosa succede in questi arredamenti delle camere? Io me lo stavo proprio chiedendo in questi giorni. Non c'è più il concetto di una volta di andare in bagno e sei dentro il bagno, perché parte del bagno è nella camera. Giusto. Quindi c'è la camera che ha magari dietro lo schienale ha ad esempio la doccia. Giusto. Quindi una doccia trasparente che non occupa spazio e devo dire esteticamente fa molto effetto, quindi diciamo era un po' il motto di quest'anno tra l'altro del Salone del Mobile, che ogni, no? Ogni mobile appunto deve essere multifunzionale. Quindi un lavandino può essere anche un tavolo dove caricare il cellulare, metterci un computer. Ecco, questo è quello che avviene in queste nuove stanze, almeno in quella che ho visto io, immagino Sì, sì. anche le altre siano appunto così. Quindi diciamo c'è questa situazione di entrare in camera e di avere già una doccia appunto a disposizione, poi per i servizi sanitari chiaramente poi al chiuso li troverete, però come dire, la stanza, il concetto di stanza e di albergo, il nuovo concetto penso sia questo. Sì, un po' più o Ecco. meno, adesso è in moda e i clienti lo apprezzano anche, no? Sì, Questo è moda, però detto sinceramente io quasi quasi a casa, come dire, mi organizzerei, no? In questo modo. Adesso poi che imperversa Airbnb, come dire, chi ha un appartamento, eredita un appartamento, cerca comunque di affittare questi posti e queste sono soluzioni che vediamo molto, molto utili. Puoi creare dei bagni in degli appartamenti che magari non hanno un bagno o comunque degli appartamenti che vengono divisi in due, quindi sono delle soluzioni, devo dire che oggigiorno funzionano molto bene, noi li ritroviamo chiaramente in alberghi che devono chiaramente conquistare i gusti del pubblico e devo dire questa stanza che è una tipologia, come si chiama la tipologia? È una suite, è una suite, sì, ecco. una suite. Ne avete quante di questo tipo? Adesso qua nell'ufficio nuovo sono quasi tutti in quel livello, no? Sono Ecco, questo ecco, questa è la stanza su cui avete decisamente puntato. giusto, giusto. Ecco, quindi bene, bene. Da dove arriva l'idea di fare una cosa del genere? Sì, un po' vedendo cosa succede sul mercato, cosa sono i gusti dei clienti, dove si va la direzione, abbiamo scelto quella via, no? Ecco. Ma il mercato, noi che siamo magari turisti, magari andiamo anche negli alberghi della concorrenza, giriamo, anche lei quindi è un frequentatore di hotel o Chiaramente riesce... che bisogna sempre vedere il meglio che c'è sul mercato, Ecco, no? quindi anche lei si deve concedere i periodi, diciamo, ecco, quindi a visitare... Importantissimo, sì. Vedere cosa succede sul mondo, no? Ecco, questo che si vede qui al Prelov è un po' il risultato comunque di quello, no? Un po' trovato dappertutto, sì. Ad esempio, Le cose migliori, no? ad esempio il primo albergo che mi viene in mente è stato tra l'altro premiato come boutique hotel qualche anno fa, è stato anche stellato Michelin come voi, in questo momento no, comunque in attesa magari di prendere la stella, che è il Five Seas di Cannes, non so se ne ha sentito parlare, è un albergo effettivamente design, molto apprezzato dalla clientela russa, che secondo me si può avvicinare un po' a questo concetto particolare, perché dovete appunto immaginare appunto di entrare in una camera dove tra l'altro ci sono i doppi lavandini, quindi da una parte c'è un tavoletto, no, con il lavabo e dall'altra parte c'è l'altro chiaramente per la coppia che altrimenti litigherebbe se ce ne fosse solo uno, ecco, quindi, e poi c'è, come dire, il letto sistemato in un certo modo, in modo che si possa vedere meglio all'esterno. Una cosa particolare che io tento di raccontarvi è questo televisore, questo insomma, pannello come se fosse un quadro al muro, che poi può essere messo nella posizione migliore e quindi è uno schermo, devo dire, gigante, che poi alla fine te lo puoi ritrovare proprio in fondo al letto e devo dire particolarmente piacevole. Quindi una serie, diciamo, di cose che molto probabilmente avrete messo a punto anche un po' con il vostro gusto e che sì. Quindi bene, quindi complimenti per la quinta stella quindi al Predlov, già certificata qui dal sindaco di Naturno, immagino Sì, che c'è una sia, commissione c'è speciale. l'assessorato al turismo, Sì, immagino che ha deciso prontamente, ecco, quindi anche perché poi ci sono insegne, no? Poi molti loghi, questo dell'accappatoio verrà cambiato, quindi ecco, da 4 stelle superior a 5 stelle. Quindi a questo punto di novità non ce ne possono più essere, cioè adesso per qualche anno. Ma per un anno siamo fermi adesso.
E poi vediamo. Per un anno che cos'è? Fino, Fine stagione. ecco, fino a stagione che poi sicuramente proseguirà anche quindi a Capodanno. Sì, sì, Ecco. sicuro. Altre cose che abbiamo trovato di interessante, ad esempio ho appena fatto colazione e ho trovato un buon yogurt alla soia. Ad esempio c'è anche attenzione in questo senso, visto che siete comunque anche una spa e quindi al benessere, quindi Certo. avete sempre menù per i vegani, per i vegetariani, Sì, quindi c'è sì, quelle sempre... cose sono standard, perché sono abbastanza clienti che lo usano, Mm, mm. per quello ci arriviamo standard su ogni buffet. Bene, bene. Il vostro cuoco sta andando bene, già era qui precedentemente, quindi conosce appunto la casa e quindi è rimasto nonostante appunto ci sono stati dei cambi e l'abbiamo molto, molto apprezzato e quindi sembra, no? Sì, sì. Sembra, adesso poi vedremo cosa decideranno chiaramente le guide. Ecco, se tornerà Certo. questa stella, perché questo Prelov, in realtà, poi adesso lo chiediamo con Klaus che magari lo sa meglio, è un albergo che sì, ha avuto la stella per uno chef, poi lei prontamente ne ha ingaggiato uno che è un celebre chef qui dell'Alto Adige, sempre stellato e tra l'altro simpatico alla Michelin, no? Sì, sì. Che molto probabilmente è arrivato, immagino, proprio per recuperare questa cosa che tra l'altro è accaduta anche quest'anno ad altri alberghi. Non so se lei ha seguito l'uscita dalla Michelin sul lago di Garda, il Color Hotel a Bardolino, ma anche il Vistamare a Latina. Hanno avuto Sì. più o meno la stessa cosa, sono chef che sono partiti, anche perché sembra che licenziarsi da un ristorante, di un albergo, porti bene una stella. Ecco, quindi sembra, ecco, ultimamente c'è un po' appunto questo effetto. E quindi staremo un po' a vedere cosa succederà qui al Preilov e ci sono altre cose che abbiamo dimenticato che andrebbero dette. No, le cose più importanti abbiamo discusso. Ecco, Dolce Vita è un nome che accomuna vari alberghi di questa, no? In quella zona qua, sì. Ecco, sì, siete alcuni alberghi associati, quindi diciamo che il Prelo fa parte appunto del Dolce Vita. Il Dolce Vita non è un resort, perché resort potrebbe significare qualche cos'altro. Dolce Vita, No, no, il Prelov. Il sì, Prelov è un albergo, sì. ma non si può considerare un resort. Tutte e due, no? Perché sono più Ecco, edifici, ecco. superficie Ecco, vasta, potrebbe essere però... anche un resort e Dolce Vita, lei mi spiegava forse un anno fa, che è comunque una catena di alberghi dove magari le famiglie con bambini al seguito magari si possono trovare meglio perché questo è un albergo improntato molto sulle spa. Giusto? Ecco, quindi chi viene qui solitamente non ha figli al seguito, se No, ne ha chiaramente devono alloggiare chiaramente dei negli altri alberghi partner, della sì, Dolce Vita, quindi non sì, è un albergo che esclude i ragazzi, ma i ragazzi si escludono per il fatto che è molto incentrato sulle spa, sì, sì, effettivamente ci sono zone dove appunto poi si va praticamente nudi, ecco, quindi, giusto. ecco, quindi viene proprio consigliato, proprio scritto nelle istruzioni, quindi non so qual è la ragione per cui i ragazzi non possono frequentare posti dove poi c'è la spa. Sì, la spa è una zona tranquilla dedicata al relax, per Sì, quello vietate ai minori? sì, È vietato ai minori, è cioè le vietato. spa, ecco, c'è proprio una legge, Sì, ecco, quindi non è uno di quegli alberghi della famosa lista, ci sono anche ristoranti che non accettano appunto i bambini, ma semplicemente perché chiaramente quando si prenota un periodo qui, chiaramente lo si fa in virtù, immagino che la massima attrazione dell'albergo siano questi trattamenti, che comunque sì, sì, la cosa più importante, no? Per me. ecco, ecco, tutto incentrato, sono stati fatti anche grossi investimenti, ecco, Sì, proprio sì, rinunciare a delle camere per chiaramente deliziare i clienti che chiaramente poi possono scegliere, alternare, soprattutto penso che la sua idea sia, quello che è la vincente, sia stato il fatto che in realtà non ci si ritrovi tutti assieme, pensare che non so, più di 100 alloggiati si ritrovino come dire nella stessa sauna
sarebbe veramente molto drammatico. Quindi diciamo che con tutte queste alternative, tutti questi appunto percorsi, poi ci si ritrova, come dire, in pochi, ecco, in pochi intimi all'interno di queste appunto spa, saune, sono tantissimi trattamenti, non so se ha già in mente qualche cos'altro, ci vorrebbe qualche cos'altro che magari ha visto chissà dove. È in evoluzione, diciamo. Ci sono sempre delle novità in questo senso. Sì, sì, sicuro. Ecco, bene, bene, bene. Allora io ringrazio il signor Klaus, lo lascio quindi ai suoi impegni chiaramente di ufficio. Noi a questo punto ci sentiamo più tardi, tra pochissimo, andiamo a vedere se l'edicolante ha portato i giornali di oggi, diamo un'occhiata e poi rientriamo in studio dove saremo in onda domani alle 8:20. Comunque fra una trentina di minuti saremo ancora in onda qui dal Preidlof, qui dal bar del Preidlof, con gruppi musicali che si esibiscono la sera, come ad esempio ieri sera, e intrattengono chiaramente il pubblico fino a tarda notte. Tra l'altro una cosa che abbiamo dimenticato è che vabbè, adesso la SPA apre alle 11, io sono già in accappatoio perché ho scoperto che voi avete anche una sauna, una sauna che invece è già aperta. Sì, ecco, quella vicino alla piscina. Mattinata alle 9, sì. Ecco, ce n'è una, ecco, nonostante tutte le spa aprono alle 11, chi vuole, ad esempio a Losanna ne ho trovato una che apre pure alle 6:30, non so se le può interessare, ecco, però qui intanto la spa chiude alle 23. Giusto, alla sera alle 23 chiude. Sì. Ecco, quindi ci sono frequentatori? Ci sono delle coppie che dopo la cena ecco, dopo la cena, bagno, ecco perché poi in realtà alle 18:30 c'è il fuggi generale, perché chiaramente si preparano tutti alla cena, ma poi c'è un momento in cui qualcuno torna, mentre gli esterni possono venire solamente nelle vostre spa, nei vostri trattamenti, c'è anche... No, gli esterni non prenotiamo, no? Ecco, soltanto per clienti di casa. Ecco, quindi... La formula che va per la maggiore, per dare anche un prezzo, un pacchetto che potrebbe interessare qualcuno che ci sta guardando e ci sta ascoltando. Perché di solito parliamo di cucina, di piatti, viene il languorino, no? In questo caso magari viene una voglia di farsi, come dire, qualche giorno in un clima assolutamente romantico. La formula? La formula è un pacchetto che va per la maggiore, che... Sì, è il pacchetto di weekend che va da... Weekend, sì, fine settimana. Fine settimana, anche da giovedì fino a domenica. Ecco, da giovedì fino a domenica, sono 3 notti, 4? 3 notti, sì, Sì? 3 notti. Questo va per la maggiore. Quello è per la maggiore, che prendono anche magari un trattamento insieme nella spa, no? Un massaggio per coppia. Sì, ecco perché poi ci sono anche queste cose, diciamo, individuali a parte, chiaramente le aree comuni, che sono quelle per tutti, poi chiaramente come in tutte le spa poi ci sono anche i massaggi, ci sono queste cose e quindi c'è un pacchetto. Ecco, per dare un'indicazione di prezzo cosa possiamo dire? 4 notti per 2 in queste nuove camere, immagino. Sì, siamo per una persona al giorno siamo sul 180, ecco. Poi per quelli giorni poi è incluso quel massaggio. Ecco, quello è in omaggio, ecco, sì. Quindi 180 detto 180, al giorno, 180 che diventano, ecco, diventano per 2 chiaramente, diventano 3,60 per 4, quindi con poco più di 1.000 euro si può concedere chiaramente un'esperienza, devo dire, indimenticabile. Bene, io ringrazio tutti, ci sentiamo fra pochissimo, sempre qui dal Preidlof. 5 stelle. Perfetto. Bene. Ok.